Eccellenza, stasera Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica qui a Canicattì e la gente, i commercianti reclamano maggiori controlli e purtroppo alla luce di quanto sta avvenendo. Sì, questo è il motivo per il quale oggi mi trovo qui. Ho convocato il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica proprio presso la sede municipale, non nella sede naturale che è la Prefettura, proprio perché vogliamo dare segnali innanzitutto di vicinanza all'amministrazione comunale, di tutte le istituzioni statuali, ma nello stesso tempo alla collettività. La collettività che in questo momento sta vivendo un momento di fibrillazione in relazione a recenti episodi che hanno riguardato questo territorio. Quindi io ritengo che vadano adesso approntate delle misure un po' più straordinarie rispetto all'attività quotidiana che le forze dell'ordine svolgono su questo territorio comunale. Sappiamo che le forze di polizia sono abbastanza presenti e ora vediamo un po' di affinare il dispositivo di prevenzione e sicurezza. L'obiettivo è di garantire una serena convivenza, ma soprattutto adesso insieme all'amministrazione comunale, col sindaco, cerchiamo di approfondire alcune dinamiche del territorio, ma in modo particolare cerchiamo anche di mettere a punto alcune criticità che l'amministrazione ritiene di dover evidenziare. Questo al fine, come ho detto, di adottare delle misure correttive e soprattutto andare a individuare quali tipologie di misure adottare. Questo è il motivo per il quale siamo qui. Io ritengo che oggi possa essere una riunione proficua, tra l'altro oltre al sottoscritto abbiamo il questore, i due comandanti provinciali, quindi questo è un segnale molto importante perché tutti i rappresentanti delle istituzioni statuali sono presenti in questa precisa circostanza. Io mi sento un po' anche di rasserenare non solo l'amministrazione comunale ma anche i cittadini perché c'è una fortissima attenzione sul territorio di Canicattì e quindi questo non verrà meno, ma soprattutto cercheremo di incrementare ulteriormente le azioni. Quindi ci saranno più forze dell'ordine sul territorio? Più forze dell'ordine non direi proprio così, ma quando dico di affinare i dispositivi significa andare a individuare delle metodologie di attività un po' più approfondite rispetto a quelle che si sono svolte sinora con i servizi ordinari. Quindi vediamo un po' di adesso capire come poter anche coinvolgere le specialità delle forze di polizia a carattere generale. In modo particolare io vorrei pianificare anche dei servizi straordinari di controllo del territorio. In principal modo va un ringraziamento a Sua Eccellenza il Prefetto anche di aver accolto positivamente anche quantomeno l'invito, ma nello stesso tempo anche lui ha voluto fortemente che si facesse anche nel nostro territorio per dare un segnale forte di presenza dello Stato nel territorio di Canicattì alla luce dei vari episodi che si sono verificati nella nostra cittadina e credo che c'è un interesse abbastanza alto da parte dello Stato, da parte della Prefettura anche di intensificare anche i controlli con i controlli straordinari nel territorio, per cui io ringrazio in principal modo non solo Sua Eccellenza il Prefetto ma il Questore della Provincia di Agrigento, il Colonnello dei Carabinieri, il Colonnello della Guardia di Finanza, ma non solo, ma anche il dottore Scimè del Commissariato di Canicattì, anche il Capitano dei Carabinieri, il Capitano di Cambria e il Tenente della Tenenza di Canicattì. E questi sono gli aspetti più importanti perché oggi abbiamo un territorio che è presidiato, un territorio dove effettivamente le forze dell'ordine fanno di più di quello che dovrebbero fare. Noi chiediamo maggiormente più controlli, così come già è stato detto da parte di Sua Eccellenza il Prefetto che ci saranno dei controlli dove sicuramente noi vogliamo dare un segnale forte alla cittadinanza canicattenese che lo Stato è presente e lo dimostra il fatto oggi che il Comitato Ordine e la Sicurezza Pubblica l'abbia voluto fare a Canicattì. Questo significa che è un segnale forte che lo Stato è presente nella nostra cittadina.